Giovanni Severino, Filippo Forno. Gli alunni leggono uno alla volta i nomi delle vittime della mafia con commozione e rispetto. L'obiettivo è mantenere vivo nei giovani e nell'intera cittadinanza il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie, degli uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita per mano della violenza mafiosa per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Per una memoria viva e condivisa, per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per una cittadinanza all'altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. Nella palestra comunale si alternano gli studenti che leggono storie di vittime, lettere, testimonianze e presentano video e canzoni realizzati in classe. La speranza è che qualcosa dunque possa cambiare partendo dalle nuove generazioni. Abbiamo fatto degli incontri innanzitutto per capire che cosa effettivamente sia la mafia, perché non molti di noi sanno in realtà in che cosa consista davvero. Quindi siamo partiti da zero e siamo arrivati a conoscere la figura di Don Pino Puglisi. Abbiamo poi prodotto un video in cui rappresentiamo la rottura di quello che è il velo dell'omertà, che coinvolge tutti i giovani di oggi e in realtà un po' tutta l'Italia sicuramente. La mafia è un pericolo concreto radicato da tempo anche nel nostro territorio, un problema che non va sottovalutato. Il Veneto è terra appetibile, lo vediamo anche per le quantità di operazioni finanziarie sospette che sono state scoperte. Adesso bisogna però essere conseguenti, non basta scandalizzarsi. Accanto al crescere della mafia bisogna che tutta questa mobilitazione trovi una saldatura nelle istituzioni e crei quelle condizioni per le quali la magistratura e le forze dell'ordine possano operare con un ampio consenso. In mattinata sono stati premiati numerosi uomini delle forze dell'ordine, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, provenienti dalle province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Bassano. Uomini che hanno deciso di indossare una divisa per lottare quotidianamente contro le mafie, la corruzione e i fenomeni di criminalità.